Economia circolare, innovazione e le opportunità del reimpiego dei rifiuti industriali è il workshop che oggi abbiamo organizzato all'interno della rete innovativa regionale Veneto Green Cluster, che è proprio la rete innovativa che è dedicata a sostenere tutte le attività di ricerca collegate al grande tema dell'economia circolare. L'innovazione è il driver per attuare interventi, investimenti di economia circolare, perché attraverso l'innovazione si fa ricerca, si fa sviluppo sperimentale, si acquisiscono nuove tecnologie, si implementano nuove tecnologie nei processi che fondamentalmente devono portare ad una diminuzione dei costi, o meglio una trasformazione di alcuni costi aziendali che spesso sono proprio associati allo smaltimento di rifiuti, quindi trasformare appunto questi costi in ricavi. Attraverso l'innovazione si può ottenere questo tipo di risultato. Oggi affrontiamo un'analisi di una serie di progetti di ricerca e sviluppo appunto nell'ambito dell'economia circolare, proprio per dare idea, uno spunto, dei suggerimenti per imprenditori che oggi sono qui presenti, per sviluppare appunto nuovi progetti di ricerca. Quindi questo è l'obiettivo. Abbiamo oggi presenti anche professori, quindi ricercatori di diversi atenei veneti, con i quali appunto fin da subito, in affiancamento alle imprese, verificare se ci sono le condizioni per realizzare appunto progetti di ricerca in questo settore.